Resta avvolta dal mistero la morte di Serena Fasan, la farmacista 37enne di Castelfranco, trovata senza vita mercoledì sera. Molti gli interrogativi che restano aperti, cui le indagini e l'autopsia dovranno dare risposta. La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio volontario. Per ora non ci sono indagati, si tratterebbe di un atto dovuto per permettere gli accertamenti sul caso. Alla morte della giovane è seguita quella dello zio Simone Fasan, 55 anni, che si è tolto la vita gettandosi da un ponte. Due lutti che hanno colpito la famiglia in poche ore, che però pare non siano collegati. Contorni di giallo non nel ravviso, le forze dell'ordine con la prudenza del caso ci dicono che ad oggi non ci sono elementi che possano ricondurre a figure terze la morte di Serena e è verosimile che lo zio abbia avuto uno shock, chiamiamolo così, che poi ha portato al suo decesso. La giovane professionista, mamma di un bimbo di 2 anni, è stata trovata in casa dal compagno Matteo Piva, riversa nel corridoio del suo appartamento di via Ponchini. Secondo i primi rilievi non ci sarebbero segni riconducibili a circostanze violente né sul corpo né in casa, ma a far luce sulle cause della morte sarà l'autopsia affidata oggi al medico legale Alberto Furlanetto, esito che servirà anche a chiarire la natura dei lievi segni sul collo verosimilmente attribuibili al disperato tentativo di rianimarla. Meno probabile invece la pista dell'aggressione, fa sapere Furlanetto, che lascia aperte tutte le ipotesi, non esclude l'attacco epilettico o altre cause naturali. A chiarirlo sarà la procedura che, secondo quanto si è appreso, si svolgerà nei primi giorni della prossima settimana. Intanto gli eventi hanno gettato la comunità nello sgomento per la perdita di una giovane ben voluta e molto conosciuta, lavorava nella farmacia del centro commerciale. Questa cosa fa male, fa dolore, crea dolore a Castelfranco e ai propri cittadini. Cercheremo di essere vicini alle famiglie per ciò che è nelle nostre possibilità, rispettando innanzitutto in questo momento il dolore che stanno patendo.